Del mio ritorno scintillano i vetri e i pomi di casa mia. Le colline sono per prime al traguardo madido dei cieli. Tutta l'acqua d'oro è nel secchio, tutta la sabbia nel cortile e fanno rime con le colline. Il PSR Veneto è anche sviluppo economico del territorio a livello locale. Uno degli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale è di favorire la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e di promuovere l'occupazione a livello locale. Sviluppare in chiave innovativa il tradizionale concetto di ristorazione. Con gli aiuti del PSR Veneto, Carlo Benetti ha potuto realizzare una nuova attività, giovane e dinamica. Io sono Carlo Benetti, questa è l'attività che abbiamo creato grazie al PSR e al supporto del GAL. È un ristorante sul centinaio di posti, quindi una struttura mediamente grande per Asiago. È un locale che riprende degli elementi tipici altopianesi, cioè i soffitti sono in legno e in larice, i muri portanti col sasso faccia vista sono originali della casa, dove abbiamo voluto inserire degli elementi molto moderni, il legno, il ferro, del marmo, in realtà moderna ma anche classica. Qui storicamente sorgeva un'attività del bisnonno, questo finanziamento ci ha permesso anche di trovare la forza di riacquistare a titolo personale l'immobile perché era uscito dal patrimonio familiare. Il mio obiettivo era quello di andare a creare una realtà altopianese nuova secondo un format che fosse veramente distinto dalle classiche attività asiaghesi. Insomma, io ho cercato di strutturare un locale con una proposta molto trasversale, andiamo dalla carne al pesce, primi e secondi piatti, insalateria, facciamo anche pizze in dei formati molto particolari. Questo lavoro e questo settore per me rappresentano anche una realizzazione, nel senso che riesco a sviluppare in questo settore quello che ho anche studiato, cioè non faccio semplicemente il ristoratore, seguo i ristoranti con delle logiche più aziendali, finanziarie, quindi da questo punto di vista mi realizza molto il settore, lo faccio proprio per passione. PSR con il supporto del GAL mi ha permesso di andare a chiarirmi bene le idee, sicuramente ha aiutato molto da questo punto di vista, nel senso che l'investimento l'avrei comunque fatto prima o dopo, mi ha permesso di farle in tempistiche più rapide e soprattutto facendo delle scelte un po' più coraggiose, non dico impavide ma proprio coraggiose, in modo molto più sereno. Tra i borghi più belli d'Italia c'è il comune di Cison di Valmarino, che grazie al PSR Veneto ha potuto realizzare un centro informativo per la valorizzazione turistica. Sono Loris Perenzin, assessore del comune di Cison di Valmarino. Ci troviamo appunto a Cison, un borgo più bello d'Italia dal 2013, dall'8 dicembre, 2800 abitanti circa, per la vocazione turistica che abbiamo qui a Cison e che tanti anni portiamo avanti. Il nostro obiettivo era quello appunto di creare questo punto informativo che fosse a servizio dei turisti che arrivano a Cison e hanno delle informazioni ben precise per muoversi, per vedere e visitare il nostro territorio. Questo intervento del PSR GAL Alta Marca Trevigiana abbiamo realizzato, oltre al punto informativo, anche i servizi igienici che sono a disposizione di vari turisti che arrivano a Cison appunto per visitare, insomma. Sicuramente il contributo che ci ha dato il PSR tramite appunto, ripeto, il GAL Alta Marca è stata una cosa fondamentale, perché l'obiettivo nostro era quello di crearlo appunto qua, perché questo è un po' l'ingresso, diciamo, del paese. Noi ci crediamo che tutti i nostri comuni e tutta la zona deve essere promossa. Valorizzazione delle aree rurali e recupero della tradizione. Grazie al PSR Veneto, il rifugio Pranolz è stato ristrutturato con l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica della Val Belluna. Mi chiamo Magagnini Alessandra, sono la titolare e gestisco il rifugio Pranolz. Noi ci troviamo sul territorio delle Prealpi, nella splendida Val Belluna, che parte dal lago del Corlo, arriva fino al lago di Santa Croce, proprio alle porte delle Dolomiti. Nel corso degli anni l'abbiamo ristrutturato in più riprese, fino ad arrivare all'ultimo intervento importante, che è stato quello del 2017, anche in merito ai fondi che ho ricevuto dall'Unione Europea tramite la Regione Veneto, che mi ha permesso di abbellire il rifugio, di realizzare un mio sogno, di recuperare la vecchia stalla, di ristrutturarla, per
dare sempre più servizi e per far sì che un ospite che viene qui da noi a Pranolz stia bene. L'intervento che abbiamo realizzato è stato quello di ristrutturare proprio la stalla che era attaccata al rifugio, ristrutturarla creando 2 stanze nuove in più e un'area relax, e l'obiettivo era quello di alzare la qualità e il servizio da offrire al turista. I risultati sono stati sorprendenti perché la gente da subito ha apprezzato l'intervento e sono stati anche dei risultati economici perché abbiamo avuto e visto l'incremento del fatturato. Il fatto di aver avuto il finanziamento mi ha permesso di completare i lavori prima e di aiutarmi proprio a livello sì economico, sì, però mi ha permesso di realizzare un mio sogno in tempi brevi e di avere subito una risposta anche dalla parte della clientela. Quale sarà il futuro dell'agricoltura in Veneto e in Europa? Per quanto riguarda la mia esperienza, se ci fosse da investire potrebbe essere interessante trovare degli enti che seguano anche ad esempio nella presentazione di queste domande. Io ho avuto un grandissimo supporto dal GAL. Noi crediamo insomma che questi piccoli comuni devono essere recuperati a livello storico. La gente abbia voglia di recuperare le case che ci sono, di stare nel territorio, e questo lo può fare solo se ha degli aiuti europei che gli aiutano a sistemare, a abbellire le strutture, a fare quello che abbiamo sempre fatto per anni, quindi che continui a dare sostenibilità soprattutto nelle zone un po' più disagiate di montagna, perché la gente le sta cercando queste realtà. C'è tanta gente che cerca di vivere una vacanza o di stare in ambienti naturali, ecosostenibili, dove si possono rilassare e star bene e respirare dell'aria buona.